Il Vittorio Veneto batte il Südtirol 1-0 e conquista 3 punti d'oro nella corsa alla salvezza, un KO che costa la panchina al tecnico Klaus Schuster, sostituito da Paola Leoni. Il Südtirol parte in attacco, il Vittorio Veneto replica con la conclusione di Zandomenichi, l'azione continua. De Martin non riesce a girare bene, Zandomenichi mette una bella palla filtrante per Cisotto, la rapidissima attaccante di casa viene chiusa al momento del tiro, palla che arriva comoda tra le braccia del portiere. A centrocampo Saramella conferma le sue grandi doti di palleggio, poi serve in profondità Simeoni che arriva sul fondo per mettere un cross basso che De Martin si vede ribattuto da un difensore. Il Vittorio Veneto recupera palla sulla tre quarti con Mella che mette in movimento De Martin, entrata in area la numero 16 incrocia il tiro che si spegne di poco a lato. Dall'altra parte Dalla Giacomo da fuori, Reginato in due tempi. Il Südtirol prova a sfruttare gli errori del Vittorio Veneto come quando Perin perde palla sulla pressione di Tonelli che punta alla porta e una volta entrata in area conclude sull'esterno. Crescono le ospiti che alzano il baricentro del gioco ma all'intervallo è solo 0-0. Nella ripresa Cisotto dalla destra per Simeoni che si allunga in spaccata ma non riesce a deviare. Break della squadra di Fattorel. Cisotto ci prova in girata acrobatica sulla palla da bandierina, poi Perin contro il muro del Südtirol. Il Südtirol è pericoloso con Molin che su punizione centra la traversa. Ancora le ospiti con Dalla Giacomo, palla al piede e tiro centrale bloccato da Reginato. Sul cambio fronte grande azione di Cisotto che chiama Schroffenegger alla deviazione in angolo. Il risultato resta sullo 0-0, poi Simeoni in equilibrio precario manda alto da buona posizione sull'assist di Cisotto. La partita resta aperta, qualsiasi risultato il Vittorio Veneto spinge e si conquista un rigore. Il Südtirol sbaglia il rinvio, la palla diventa buona per la numero 16 De Martin che entra in area e viene atterrata da Ferrari. Il direttore di gara Tommaso Righi di Bologna non ha dubbi, sul dischetto si presenta Francesca Manzon che mette il pallone all'incrocio dei pali siglando la rete del vantaggio per il Vittorio Veneto al 71esimo minuto. Oggi abbiamo combattuto un po' tutte quante e secondo me ce lo siamo guadagnato perché comunque da un po' che ci lavoriamo su, sappiamo che queste 4 partite qua sono fondamentali per noi e niente, cioè per fortuna che abbiamo iniziato al meglio questa scalata diciamo verso la salvezza e ora speriamo di continuare a giocare così bene e avere anche un pizzico di fortuna dalla nostra parte, insomma. Il Südtirol adesso spinge alla ricerca del pari, Reginato è sempre brava nelle uscite sulle palle alte. Il finale di gara è assedio del Südtirol, anche Schroffenegger in attacco su calcio d'angolo sull'ultima azione della partita. Poi è festa del Vittorio Veneto per un successo fondamentale per mantenere la Serie A. Secondo me erano un po' timorose, paura di sbilanciarsi, come avevo detto prima della partita. Secondo tempo siamo uscite, secondo me, grintose, voglia, carattere, cuore. Abbiamo messo tutto in campo e secondo me se la meritano tanto questa vittoria le ragazze. Era una partita con dall'importante posta in palio, senz'altro si sapeva e infatti si è visto secondo me anche in campo perché i ritmi erano alti, c'era anche un po' di confusione, c'era poca lucidità generale diciamo, però tutte e due le squadre hanno messo in campo grinta e determinazione.